Eccomi qua, buongiorno a tutti, siamo al centro sperimentale ortofloricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Io sono Franco Tosini, sono responsabile del centro. Questa mattina vi parleremo di difesa, integrata a spinta con lancio di insetti. Siamo in una prova sperimentale varietale di dipladenie in coltivazione a serra di ferro-vetro ad alto input tecnologico. Siamo in compagnia del tecnico del gruppo Geofin, Damiano Cerantola, che questa mattina è venuto a fare un giro per controllare la situazione fitosanitaria della prova varietale di Pladenie. Abbiamo alcuni afidi e qualche focolaio e quindi si diceva con il gruppo Geofi e in collaborazione con Bioplanet di lanciare questo coccinellide sperimentale. Adesso il tecnico Damiano ci illustrerà brevemente il lancio di questo coccinellide per monitorare e controllare questa sua azione predatoria nei confronti di questi focolai di afidi. Prego Damiano. Allora, buongiorno a tutti. Il lancio delle coccinellidi così è abbastanza semplice, perché è un insetto mobile che esce quasi da solo dalla bottiglietta. Non facciamo altro, adesso il tappo lo appoggiamo subito qui, essendoci qualche individuo, lo appoggiamo qui nella pianta che vogliamo interessare un po' di più dal lancio, e poi non facciamo altro che appoggiarne un po' sulla pianta e magari poi ci aiutiamo tirando fuori qualche strisciolina di carta. Poi loro vedete che da soli cominciano a uscire dalla bottiglietta e andranno ad appoggiarsi in prossimità dei focolai di afidi. Perfetto, grazie Damiano, continuiamo con questa azione, seguiteci i prossimi video sempre sulle prove varietali, non solo, e anche di tecnica di coltivazione. Grazie ancora a tutti e arrivederci.